Il neo-premier Mario Draghi ha firmato il suo primo DPCM che detta le regole del periodo 6 marzo-6 aprile. La qualità della vita, o meglio la libertà dell'Italia, sarà ancora a colori, con divieto già in vigore di spostarsi tra regioni diverse, con eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Questo per quanto riguarda le zone gialle, peggio ancora arancioni e rosse. Anche la Pasqua 2021 non sarà quella canonica, ma sarà ridisegnata per colpa della pandemia. Il Covid continua a far paura e, complice la diffusione delle varianti, non ci dovrebbero essere misure aggiuntive ad hoc per i ricongiungimenti a Pasqua. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. E dal 27 marzo, zone gialle, si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere preassegnati nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Il decreto del Presidente del Consiglio è quindi un decreto che prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti. Viene confermato il modello di divisione del nostro Paese per aree che corrispondono a colori costruiti sulla base del quadro epidemiologico di ciascun territorio. Sono colori che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere. Le zone rosse sono le zone a più alta diffusione del virus, poi le zone arancioni, poi quelle gialle e da ultimo la zona bianca, che è la zona con minor tasso di rischio. Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta perché ci consente di dare la risposta più opportuna, più idonea ad ogni segmento del nostro Paese. In queste ore sono in corso tra l'altro anche interventi mirati da parte di molti presidenti di regione, volti anche a costruire un modello che riesce a mirare con ancora maggiore dettaglio su specifici ambiti subregionali e noi riteniamo che questa sia una linea che va nella direzione giusta perché produce un effetto ancora più significativo. L'innovazione più rilevante di questo DPCM nel merito riguarda le scuole. La variante inglese in modo particolare, che lo ribadisco in questo momento è prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani. Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza. La stessa didattica a distanza avverrà nei territori dove il tasso di incidenza su 100.000 abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250. Abbiamo scelto quindi una caratterizzazione ancora una volta legata ad un modello scientifico che ci consente anche su questo ambito delle scuole di provare a mettere sotto controllo la curva del contagio. Le misure che abbiamo disposto sono misure necessarie, sono misure importanti che possono metterci nelle condizioni di governare questa curva del contagio e chiaramente seguiremo l'evoluzione dell'epidemia nel nostro Paese con la massima attenzione e valuteremo, giorno dopo giorno l'andamento della curva. Ancora da ultimo io voglio fare un ulteriore appello ai nostri concittadini perché è del tutto evidente che abbiamo bisogno di istituzioni forti che facciano scelte giuste, che con coraggio dicano fino in fondo al Paese come stanno le cose. Siamo ancora dentro una fase epidemiologica che non può essere sottovalutata, ma abbiamo bisogno chiaramente del contributo di tutti, perché un'epidemia non si combatte, non si vince solo con un DPCM, non si vince con un'ordinanza, ma serve davvero il contributo di tutti i cittadini. E io credo che il comportamento delle persone sia davvero essenziale, quindi le regole fondamentali, l'utilizzo della mascherina,
il distanziamento di almeno 1 metro, il lavaggio delle mani, evitare in ogni modo assembramenti sono regole essenziali che noi dobbiamo continuare a considerare determinanti per vincere questa sfida contro il virus.